Siamo a Chioggia, nella sede del Consorzio Produttori Orticoli e Ortofrutticoli di Chioggia, appunto, con Giuseppe Boscolo. La stagione è partita, questo pregiato fiore di questa terra è già in vendita. Come si prospetta la stagione 25-26? Sì, le produzioni sono iniziate i primi di settembre, avevano subito qualche danno provocato dalle piogge abbondanti, e quindi ci sono state sicuramente meno rese per ettaro di radicchio di Chioggia e del radicchio tondo, conferito soprattutto nel mercato di Brondolo. La qualità non era il massimo all'inizio, adesso gradualmente col passare ovviamente delle settimane abbiamo una buona qualità. Non c'è stata grande produzione, però siamo nel mercato, sia per quanto riguarda appunto il radicchio di Chioggia IGP, quello a indicazione geografica, e quindi è il consorzio che esprime questo, è quello che viene prodotto, conferito in mercato oppure venduto direttamente dalle aziende agricole nel campo. Quali sono i principali mercati del radicchio di Chioggia? Ma i clienti che vengono a Chioggia sono nazionali, nel senso che poi c'è una predisposizione per il settore commerciale veneto, ma che questi, oppure anche da parte delle altre regioni, e questi poi vendono a livello nazionale, ma anche esportano il prodotto. Questo è interessante, forse non tutti lo sapevano che va anche all'estero. Senta, qualche anno fa ci diceva è stato modificato il disciplinare. I produttori come si sono adattati a questa nuova, queste nuove regole? Diciamo che il disciplinare approvato agli inizi degli anni 2000, poi con il riconoscimento nel 2008, era piuttosto penalizzante, perché era molto rigido su alcuni passaggi, sia legati al numero delle piante per metro quadro e anche ai contenitori che dovevano appunto contenere il radicchio condizionato, contenere il prodotto. L'abbiamo modificato 5-6 anni fa, c'è stata grande disponibilità istituzionale, sia da parte della Regione Veneto che del Ministero, e quindi la Commissione Europea ci ha approvato queste modifiche, che sono sostanzialmente appunto un aumento del numero di piante per metro quadro e le rese per ettaro, spiegando che c'è una prima lavorazione del prodotto nel campo che può produrre fino a 350 quintali di prodotto idoneo a diventare IGP. Diventa IGP nel momento della lavorazione, del confezionamento da parte del commerciante, che riduce a 280 quintali per ettaro. I contenitori, adesso si può vendere il prodotto non rigidamente in maniera, su cassette di determinate misure, ma si vende dal beans, quindi per la lavorazione anche industriale, senza quindi aggravare di costi le aziende, ma anche in busta. Cioè anche chi fa la quarta gamma, tanto per dire, ovviamente ci deve essere la tracciabilità del prodotto, può confezionare il prodotto e quindi essere venduto anche tagliato. Giuseppe Boscolo, siamo in un luogo molto particolare per Chioggia, che esiste dal 1972 con una forma architettonica che ricorda vagamente le onde del mare, ma e che appunto è il famoso ortomercato di Chioggia. È stato gestito negli anni da tante associazioni, l'ultima che l'ha gestito dal 2010 appunto la Chioggia Ortomercato del Veneto, che dovrà però, ormai mancano pochi giorni, insomma poche settimane alla fine del 25, ma ha già chiuso la sua attività con il 31 dicembre del 2024 per volontà
del Consiglio Comunale. Questa società, insomma, era anche presieduta da lei fino appunto alla data di fermo dei lavori, se possiamo dire così. Il Consiglio Comunale ne ha stabilito quindi il subentro di un'altra società che è chiamiamola la Public Company del Comune di Chioggia, SST, ma non ha anche deliberato di non avviare un bando, ma senza la possibilità per Chioggia Ortomercato di potervi gareggiare nuovamente, quindi di continuare a fare quello che ha fatto per 14 anni. Allora, ma in questi 14 anni le cose per caso sono andate male nei bilanci di Chioggia Ortomercato del Veneto, tanto da pensare a un subentro, a una sostituzione di questa società? No, non sono andati male, quindi c'è stata ovviamente un'attenzione da parte di Chioggia Ortomercato ai bilanci, che sono sempre risultati in attivo. Ovviamente l'attività amministrativa di gestione non rappresentano milioni di euro come uno potrebbe immaginare per un mercato, ma qualche centinaio di migliaia di euro che sono derivati dai diritti di mercato, quindi i conferimenti e gli acquisti da parte dei commercianti e gli affitti vari che avevamo con gli operatori del mercato. L'amministrazione comunale ha inteso di affidare appunto dal 1° gennaio a SST la gestione complessiva dell'area. C'era la speranza che, perché fortemente, come dire, consolidata, visto che c'era la possibilità, il sindaco aveva annunciato che ci sarebbe stato un bando per ritornare la gestione della parte orticola ai privati, e noi facevamo affidamento a questo, c'è stato invece negato questa possibilità una settimana fa con la messa in liquidazione della società stessa. È stato tolto, come dire, il ruolo a parte di questi soggetti storici, Capo e Sico, di poter governare alcune cose. Ecco, si voleva continuare questo. E Chioggia Ortomercato rappresentava la forma di aggregazione tra cooperative storica, c'è sempre stata, ancora prima del mercato orticolo di Brondolo, quando era il mercato ancora a Sottomarina Vecchia. Si è voluto togliere questo, quindi è una scelta molto opinabile sotto questo punto di vista. Ricordo solo un aspetto che è legato all'attività degli ultimi anni di Chioggia Ortomercato, legata verso cercare di trovare degli elementi nell'attività produttiva che potessero dare luogo a maggiore trasparenza. Quindi ha fatto, come dire, delle battaglie, tra virgolette, legandole al catasto, per un catasto orticolo regionale e anche a una certificazione di costi di produzione. C'è un altro aspetto che lei ci raccontava, quello che questa delibera di Consiglio Comunale non seguirebbe alla lettera una legge regionale specifica del 1986 dedicata proprio ai mercati alla produzione, questo è il caso di questo mercato dei produttori orticoli di Chioggia, che dà la possibilità sì agli enti pubblici di entrare nella gestione, ma non con il 100%, come è nel caso di questa delibera per la quale siamo arrivati a questo fine corsa per la società Chioggia Ortomercato. Ecco, come si può essere arrivati a una imprecisione così grande dal punto di vista legislativo, cioè di non aver rispettato una legge che sì permette l'ingresso della parte pubblica, ma non al 100% delle quote di proprietà di un mercato alla produzione come quello del radicchio di Chioggia? Ci sono due leggi a livello veneto, sono datatissime, sono antiquate, una del 1979 che riguarda i mercati all'ingrosso e una del 1986, la 42, che riguarda i mercati della produzione. Si differenziano sostanzialmente nell'indicare la governance, chi può gestire un mercato rispetto all'altro. Per la gestione dei mercati all'ingrosso è prevista anche l'esclusività
in primis di una gestione pubblica e altri soggetti. Per esempio il MAP di Padova. Ecco, questa è una tipologia di società con una presenza pubblica e privata. Il mercato della produzione, la legge dice sostanzialmente che ci devono essere i produttori. Una gestione esclusivamente pubblica, la legge, chiaramente l'articolo 4, non la prevede. Il Comune di Chioggia ha chiesto un parere alla Regione ancora a fine aprile del 2024, la Regione ha risposto sì, nulla osta che anche un mercato della produzione possa essere gestito da un ente pubblico, e quindi la conseguenza di questo, quando si è deliberato, i consiglieri del Comune di Chioggia, la maggioranza ha deliberato per una gestione esclusivamente pubblica, evidentemente hanno fatto riferimento a questo parere. Poi che siamo arrivati anche al scioglimento e liquidazione, dicendo sostanzialmente l'amministrazione comunale che era una questione tecnica imposta dalla legge Madia, la legge 175 del 2016 sulle partecipate. Questo è non proprio esatto, perché quella legge prevede la dismissione della parte pubblica, quindi diciamo si è esagerato e quindi non si è permesso a Chioggia Automercato di poter esistere, perché bastava o vendere le quote dalla parte pubblica o chiedere il recesso. Chioggia Automercato non potrà partecipare al bando, di conseguenza di questo resta una domanda sul perché. Questa domanda noi ce la siamo posta, no? Ce la siamo posta, non riusciamo, cioè sotto l'aspetto razionale non c'è una risposta. Perché, esprimo anche con l'aggettivo, perché questa cattiveria? Permetti, poi sarebbe stata scelta da parte delle due cooperative, Capo e Sico, se partecipare o no al bando, a seconda il capitolato che c'era, cioè come era formulato. Se era sostenibile avrebbero partecipato. Però imporre, ed è questo anche un ragionamento da fare, quando la politica entra nell'economico non è il massimo. Poi quando si decanta l'impresa, no? E l'intraprendere e la si elimina invece l'impresa, la cooperazione, l'aggregazione, credo che questo siano elementi da fare delle riflessioni serie, no? Su queste. Insomma, in conclusione capiamo che la situazione del radicchio di Chioggia in queste settimane è davvero in movimento, o perlomeno non tanto per quanto riguarda le piante e il prodotto, ma le persone che amministrano la parte agricola del territorio di Chioggia, dal quale arriva proprio questo prodotto così quotato e conosciuto. Speriamo che in questa situazione così un po' complessa di discussioni politiche non abbiano a rimetterci non solo l'agricoltura, ma in primis le aziende agricole del territorio.